Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia, è un sogno. Buongiorno, giretto estemporaneo oggi, appuntamento in quel di Voghera per motivi personali alle 9 di mattina, ci andiamo in moto e poi ci regaliamo un giro sulle colline che da Voghera poi risalgono verso l'Appennino. Giornata calda, venerdì di Pasqua, come potete vedere, primavera spettacolare, cielo un po' offuscato ma i panorami sono bellissimi. Ci siamo infilati su questa strada, Valle Ossona, Cuso, qualcosa del genere, poi approfondiremo. Strade nuove che non abbiamo mai fatto e che andremo ad approfondire oggi velocemente. Giretto, come detto, estemporaneo, abbiamo segnato 2 o 3 punti di riferimento, come facciamo sempre e come potrete poi vedere nel video, nel tutorial che faremo riguardo al segnare i punti preferiti su Maps e poi collegati. Però per adesso ci dedichiamo a questa giornata ricavata in un venerdì. Primi castelli, primo castello sulla nostra strada. Non è quello che avevamo segnato, ma è una sorpresa in più. Meglio così, no? Natura in fiore, bellissimo. Bellissimo è stata anche l'emozione provata quando ho incrociato una signora con la carriola lungo la strada che si è fermata e ha alzato la mano e mi ha salutato. Di solito più che altro ci mandano a fanculo e quindi questa è stata sicuramente una bella sorpresa.
sosta nel piccolo borgo di Carmagna, uno dei borghi più belli d'Italia, o bandiera arancione o qualcosa del genere. Piazza Doria, molto carina, e poi ci dovrebbe essere una torre che vedremo eventualmente di raggiungere, ma penso che dovremo scarpinare un po'. Mettiamo un occhio qua e là alle risorse di questo paese. Palazzo Doria. Ok, proseguiamo verso la torre a piedi perché è un segnale inequivocabile, quindi abbandoniamo un attimo Atena qua e proseguiamo a piedi. Potevamo lasciarla un'altra volta, ma la curiosità è troppo forte. Itinerari escursionistici, di qua si va al castello. Scusi, dov'è il castello? E là. La buffa è che anche questo, secondo che abbiamo trovato, non è uno di quelli che avevamo segnato nella lista. Quindi dobbiamo ancora raggiungere il primo castello della lista e tra un po' dovremo tornare a casa verso i ruderi del castello. Quindi sono ruderi, ci sarà una bella vista dall'alto, ma non credo che avremo grosse sorprese dal castello stesso. Significativo il castello rallentare il centro abitato per le biciclette, ok. Quindi anche le biciclette stanno diventando un problema. Ci avviciniamo al castello, pericolante, quindi daremo un'occhiata dall'esterno e al panorama sottostante. Ok. Il castello è un buco nel terreno, una rocca, ovviamente difensiva o d'avvistamento, nulla di più. Anche avvicinarsi all'imboccatura è abbastanza pericoloso perché sassi che possono cadere a un momento all'altro ce ne sono parecchi, occhio. Bene. Proseguiamo il nostro giro in questi luoghi sconosciuti, poi vabbè troverete ovviamente a fine report la mappa e GPX del tuo itinerario, una volta che avremo capito dove siamo, che strada siamo. Invece ci sono altri ruderi, quindi è proprio un castello, quella era la torre che faceva parte quindi del castello, contrariamente a quanto pensassi. Ecco l'ingresso del castello, di cui resta appunto l'ingresso con le fessure probabilmente di un vecchio punto elevatoio giù di lì e la torre che abbiamo visto prima. Bene, riprendiamo la nostra escursione. Mezzogiorno, 20 gradi, comincia a far caldo. Il giubbotto comincia a essere, con l'imbottitura comincia a essere un po' troppo e tra un po' la toglieremo. Intanto ci gustiamo questo panorama sulle vallate che poi risalgono verso l'Appennino e intanto continuiamo la nostra corsa verso non lo so.
Strapiombo molto interessante, devo dire. Piacevole sorpresa anche questa risalita. E ci apprestiamo a visitare il castello. Queste sono le case, il borgo sottostante il castello. Ho trovato un parcheggio abbastanza estemporaneo per Atena. Adesso proviamo a raggiungere il castello a piedi. La strada sterrata sembra percorribile, però c'era un cartello di divieto d'accesso. Al fin si è giunti a un bivio sperando che ci sia, ok, sì, il cartello. Si sale, come era ovvio presupporre. Castello di Sorli, lo vendono? Bah. Diventa un sentiero. Con Atena avremmo fatto fatica sicuramente a risalire. Perché poi il problema non è mai neanche soltanto il salire, ma con una moto pesante, se capita che il sentiero si stringe troppo e non c'è spazio per girare, può diventare un problema. Ok, siamo un po' si scollina. Beh, sicuramente con enduro leggero si fanno, con quelli pesanti un po' meno. Diciamo che siamo al limite. Pensate se avessimo mantenuto, restaurato e ricostruito tutti i castelli che abbiamo, l'Italia non sarebbe un paese di castelli e borghi medievali, uno dietro l'altro, infiniti, incredibili. Sarebbe veramente la Disneyland del mondo. Peccato che la Disneyland del mondo sia gestita in maniera totalmente irresponsabile e incapace. Eccoci, castello, molto bello, più piccolo, le mura si vedono. Adesso vediamo di entrare. Ingresso del castello. Ingresso abbastanza rovinato, scaloni belli alti, gradini, quindi fare attenzione. E serve un po' di mobilità per salire. Non è accessibile a tutti. Wow! Bellissimo. Molto bello. Molto bello, molto molto bello. Wow! Ragazzi, bellissimo. Bellissimo e suggestivo. Devo dire che tanta roba. Bello. Bello, guardate. Bellezza del castello. E poi allora, la giornata è velata, c'è foschia, ma i panorami sotto sono fantastici. Guardate di qua la bello, bellissimo l'Appennino che sfuma nella pianura padana, che purtroppo non riusciamo a vedere. Scorgiamo i profili velati degli ultimi castelli, degli ultimi baluardi. Quello è un altro castello. Bene. Che degradano verso il mare, verso la pianura padana, scusate, il mare era la settimana scorsa. Oh. Di qua abbiamo lo strapiombo sulla valle che poi riprende sulle vette dell'Appennino. Anche qua foschia che disturba purtroppo le riprese e la visuale. Vabbè. Magari sarà occasione per tornarci un'altra volta in un periodo meno velato, magari in tardo autunno, inizio primavera. Ne teniamo di conto. Il castello veramente dominava qualsiasi passaggio da queste parti, perché tutta la parte appunto visibile della pianura padana e anche dalle parti dell'Appennino, chiunque si avvicinasse anche solo lontanamente da queste parti veniva scorto già da lunga distanza. Tratti del castello che si ritrovano nella parte posteriore e probabilmente esatto, c'è il castello continua, quindi non è
non è terminato lì, ma era abbastanza esteso. Cortile di nord-est, Ruderi del Torriore e della Cantina. Ok, qui appunto abbiamo altri ruderi. Quindi, come potete vedere, bel castellotto anche questo, e dominava a 360 gradi tutto quello che c'era intorno. Quindi e quindi possiamo sicuramente pensare a questo come un importante punto di difesa dai nemici. Al nostro solito poi inseriremo, parlate o scritte, alcuni cenni storici un pochino più precisi che andremo a ritrovare una volta rientrati a casa su quello che abbiamo visto e che troverete o sul video oppure sul sito Ali per Viaggiare, link che trovate nella descrizione del video che state vedendo. Strade che si avvitano e che ci riporteranno sicuramente verso la valle che risale sull'Appennino e verso il prossimo castello. Oggi siamo ritornati in possesso dei nostri scarponi da trekking, quindi niente stivalacci da moto che scivolano da tutte le parti, ma scarponi da trekking che ci consentono una presa sicura dovunque e una camminata più tranquilla e sicura. I passaggi, come vedete, sono stati rinforzati relativamente di recente con dei mattoni forati che sicuramente non sono dell'epoca. Tutto questo sicuramente per garantire un passaggio sicuro e cercare di conservare per quanto possibile i resti del castello. Bella! Direi che già anche questa escursione, nella sua piccola, diciamo, lunghezza, ha già regalato numerose soddisfazioni, numerose emozioni e numerosi spunti. Quindi non necessariamente potete prendere pedissequamente, ad esempio, l'itinerario che noi abbiamo fatto, ma semplicemente potete prendere degli spunti di tutto quello che abbiamo visto in zona una volta piuttosto che l'altra e costruire il vostro itinerario. Guardate intanto, mentre cerco di non ruzzolare di sotto, in toscano ruzzolare significa cadere sotto, guardate quello che c'è sotto di noi, bellissimo. Ok, ultimo sguardo a queste secolari rovine e poi ci ributtiamo verso valle e verso Atena. Secolari se non quasi millenarie, perché comunque direi che siamo nel XXI secolo, se queste sono dell'XI. Si sfiora il millino. Il posto oggi è molto suggestivo, grazie alla solitudine, al silenzio, alla giornata comunque calda, al vento che soffia leggero e carezza le antiche mura e i prati circostanti. Bello sentire anche finalmente il rumore della primavera, delle api che svolazzano, vedere insetti di ogni tipo, farfalle colorate che volano di fiore in fiore. C'è niente da fare, per quanto poi si possa preferire anche altre situazioni. La primavera è quella che ti riapre il cuore, ti riapre l'anima e ti restituisce la felicità. Alla fine è la rinascita. Riprendiamo la porta e usciamo e torniamo ad Atena. Da Atena e riprendiamo il cammino.
il castello di Molo Bordera, poi magari metteremo qualche notizia, praticamente si riduce in questa torre, termina di fatto la nostra escursione giornaliera, rientriamo verso casa, comunque il tempo a nostra disposizione, questa mezza giornata rubata a tutto è terminato, quindi dobbiamo rientrare. Abbiamo fatto un giretto veloce, abbiamo visto un po' di castelli, abbiamo assaggiato una zona, questo è il castello dove eravamo prima, bello. Niente. E rientriamo adesso verso casa. Bene, spero sia stato un piacere per voi guardare questo video e vi aspettiamo per i prossimi, che sicuramente non mancheranno. Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, tanti nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un sogno, un'esplorazione, una scoperta e tanto divertimento.